Saltate le prime teste dell'operazione La Carica delle 104, ghigliottinati i trasferimenti non ritenuti in regola. Dopo l'indagine della Digos di Agrigento che portò alla successiva emissione di 17 misure cautelari a 84 indagati, rivelando l'esistenza di due vere e proprie organizzazioni dedite in provincia nel rilascio facilitato, per usare un eufemismo, di certificati di invalidità per poter usufruire dei benefici previsti dalla legge 104, adesso arrivano i primi provvedimenti che revocano trasferimenti ritenuti illegittimi. L'atto in questione, firmato il 12 maggio scorso dal dirigente dell'ufficio scolastico provinciale di Agrigento, Raffaele Zarbo, interessa nello specifico una docente della scuola primaria la quale a fine aprile aveva ottenuto il trasferimento da una scuola di Racalmuto ad una di Raffadali. Si tratta di un primo elenco contenente i soggetti coinvolti nell'ordinanza che sono stati sottoposti a visita medica specialistica, spiega Raffaele Zarbo, e tra questi ve ne sono alcuni della scuola, per alcuni dei quali sto attendendo notizie più determinate, mentre per il soggetto in questione era già possibile intervenire coattivamente. Come avevo annunciato fin da subito, comunque non appena ho ricevuto gli atti ho provveduto a firmare la revoca immediata del trasferimento. Per altri eventuali aggiornamenti in tal senso attendiamo gli esiti delle visite mediche collegiali realizzate in queste settimane dall'INPS, ma come ho già notoriamente spiegato in altre occasioni, non dipende da noi. Come si ricorderà, infatti, entro il prossimo luglio si dovrebbero concludere controlli medici a tappeto straordinari condotti dall'Istituto Previdenziale sui beneficiari della legge 104 su tutto il territorio provinciale. Solo al termine di questo screening, appunto, si potrà verificare se su oltre 1900 persone che usufruiscono dei benefici della legge 104, se tutti e 1900 ne siano detentori legittimi dei diritti da questa legge scaturenti.